poteva che portarsi dietro un ricordo malinconico, l'accensione dell'albero di Natale che da questa sera illumina la piazza del municipio di Musile di Piave. Un anno fa, infatti, il momento di festa e gioia piena era vissuto da cittadini e soprattutto dai bambini. Questa sera invece, a causa delle restrizioni del Covid, la cerimonia ha dovuto svolgersi in forma più ridotta, ma portando comunque quell'augurio di luminosa fiducia verso il futuro, assieme anche all'allegria che il coro Vocal Ensemble Monteverdi New Voice ha saputo portare. Certo, in compagnia della nostra Silvia Buscato e del suo coro che ci ha lietato con queste bellissime canzoni. Basta solo questo a dare un po' di felicità e insomma abbiamo passato veramente un bel momento con l'accensione. Gli anni scorsi avevamo tanti bambini, avevamo Babbo Natale, ma insomma dai. Insieme 3, 2, 1. Quest'anno abbiamo voluto iniziare prima perché è un anno particolare, un anno difficile, un anno che ci vede alle prese con il Covid e quindi noi abbiamo voluto che la nostra città fosse illuminata già da oggi. Questo per trasmettere un po' di spirito positivo, per trasmettere un po' di felicità e per iniziare anche per indurre i nostri cittadini a rivolgersi presso i nostri negozi di vicinato per fare i loro acquisti. Quindi insomma l'idea è quella di toglierci un po' di dosso la tristezza dei mesi scorsi che ci hanno visto appunto con questa ripresa del Covid e di guardare in positivo ai mesi che verranno e soprattutto al nuovo anno.